Oggi 11° appuntamento, il Forum internazionale sulle migrazioni, i migranti, l'indifferenza, la paura, la fraternità. Continua il percorso tracciato dalla fondatrice dell'Accademia con questi 2 giorni dedicati proprio a un fenomeno importantissimo, quello della migrazione. Sì, la professoressa Galla aveva delle idee nel tempo, vi ricordate c'era Nicolas Green e poi quello dei migranti, ecco, è stato un tema che lei ha voluto affrontare, tant'è che siamo all'11ª edizione di questo forum. Avete visto qual è la paura, l'indifferenza e quindi questa è la fraternità, perché spesso noi quando parliamo di migranti, e quest'anno la novità è che abbiamo la presenza di 2 ragazzi che ci racconteranno la storia, delle comunità di accoglienza che ci raccontano cosa fanno per questi ragazzi noi vorremmo renderli invisibili e invece no, questi ragazzi vanno resi visibili perché con la visibilità stanno in mezzo a noi e quindi loro stessi, come dire, apprendono quelle che sono il vivere civile tra noi, ma non c'è la paura, perché spesso noi quando ce li vediamo, quando vediamo una cosa diversa, noi abbiamo paura. Invece questi ragazzi, se stanno in mezzo a noi, ecco, diventano visibili e quindi la paura finisce. Quindi assieme a questo è chiaro che abbiamo, come al solito, personalità che hanno accettato il nostro invito, come Monsignor Perego, che è il capo dei Migrantes, responsabile dei Migrantes nazionale, il professore Pasta, la riconferma di Roncalle di Andreini presenti, abbiamo Ken, quindi abbiamo, voglio dire, delle personalità a livello nazionale e internazionale che ci possono aiutare a spiegare a noi, ma anche con i ragazzi, avere un momento, diciamo, di condivisione e di maturazione di questo processo, che è un processo inarrestabile. Nessun governo può arrestare questo processo e nessuno può tenerli lontani, ma tutti i popoli, tutte le persone del mondo hanno diritto di stare su questa terra al pari, diciamo in modo uguale a tutti gli altri e quindi ecco questo fenomeno non dico va lasciato libero, ma va regolamentato, però senza molte restrizioni. Direttore, verrà anche presentato un film? Sarà un film di Carmelo Puglisi che proprio anche questo diciamo del filmato lo si è voluto fare per rendere animata la giornata e quindi questo è importante, quindi io ringrazio il regista Carmelo Puglisi che ha fatto questo film e vedremo l'interesse attorno a questo cortometraggio. Oggi 11° forum sui migranti, l'indifferenza, la paura, la fraternità. Qui a Casa San Filippo si continua il percorso tracciato dalla fondatrice dell'Accademia. Certo, è nel ricordo indelebile di Assuntina Gallo Afflitto che noi proseguiamo questo discorso formativo così importante, così urgente. Si tratta infatti di superare la cultura dell'indifferenza, così la chiamava il Papa Francesco, le paure, per giungere a una autentica fraternità, nella quale i rifugiati e i migranti possano sentirsi fratelli. Certo, questo richiede parecchia forza di volontà, coraggio, scelte generose e noi vogliamo educare i giovani in questa prospettiva. Una 2 giorni intensa con tanti ospiti, con molti studenti. Ecco, che messaggio parte da questa iniziativa? Il messaggio è quello che dicevo, cioè vincere le resistenze, cioè è vero che le nazioni hanno il diritto di difendere i loro confini, però questo non vuol dire essere gretti, occorre avere una mentalità aperta. Certo, il rifugiato, il migrante deve poter essere realmente integrato, se no è inutile. E questo cammino richiede fatica, impegno, investimenti e è proprio di questo che parleremo in questi giorni. C'è anche la testimonianza di giovani studenti di altri paesi, dell'Africa, del Bangladesh anche, e quindi siamo contenti di questa rappresentanza.
Oggi una 2 giorni dedicata a un tema importante che è quello dei migranti, l'indifferenza, la paura, la fraternità. Ecco, un messaggio di pace che parte dalla nostra provincia. Sì, sono 2 giornate importanti perché cioè, voglio dire, l'immigrazione non è soltanto quello che leggiamo sui fatti di cronaca per il disagio in cui arrivano presso le nostre coste, ma il lavoro difficile viene realmente dopo, perché noi dobbiamo considerare che non è una frontiera l'Italia, ma deve essere ecco, un punto di attracco sicuro che secondo me va regolamentato per evitare proprio tutte queste perdite di vite umane nel Mediterraneo. Questo è il primo fattore più importante che gli Stati si devono interrogare. Poi noi dobbiamo lavorare sull'integrazione, dobbiamo fare capire ai giovani che non si devono alzare muri, perché oggi più che mai abbiamo bisogno loro di noi e noi di loro, perché la nostra popolazione invecchia e questi ragazzi praticamente ci danno una linfa per poter portare avanti tutte le attività che oggi sono anche in difficoltà. E allora non bisogna avere indifferenza, ma bisogna lavorare per una integrazione di questi ragazzi coinvolgendoli in attività anche scolastiche ed extrascolastiche in maniera tale da poterli inserire non solo nel mondo sociale ma anche nel mondo economico e lavorativo. Ecco, parliamo di questo documentario che lei proietterà oggi all'interno di questo forum. Allora, è un corto di una docufiction costruito su storie raccolte durante interviste a richiedenti asilo afghani, ospiti e insediati sul territorio bresciano. Ecco, che messaggio si lancia all'interno di questo filmato? È un film che si concentra più che altro sulle percezioni dei personaggi una volta compiuto il viaggio e l'allontanamento dalla propria casa natale, quindi vuole essere prima di tutto un film umano che racconti la parte spirituale della migrazione. Sì, il Forum internazionale sulle migrazioni è un appuntamento che ormai si rinnova nella nostra città, nel nostro territorio. Sappiamo quanto sia fondamentale oggi parlare di integrazione. Noi sapete bene, la prefettura cerca in qualsiasi modo di incarnare i principi di solidarietà, di accoglienza, lo facciamo ogni giorno sia a Lampedusa che è a Porto Empedocle dove abbiamo un altro centro di accoglienza. Il fenomeno migratorio è una realtà molto complessa. Io sono sempre convinto che occorre una responsabilità condivisa, non solo europea ma anche internazionale. Quindi questa è l'occasione formidabile per metterci a confronto e soprattutto capire e approfondire questi aspetti. Lei parlerà del lungo viaggio dalla migrazione alla cittadinanza italiana. Ecco la sua testimonianza all'interno di questo 11° forum organizzato dall'Accademia Studi Mediterranei qui ad Agrigento. Prego. Inizio per ringraziare chi mi ha coinvolto in questa iniziativa, quindi Don Alessandro e tutti gli organizzatori di questo forum, che sono onoratissima di esserci, ma soprattutto di portare quello che è la mia esperienza come migrante, ma il mio vissuto e poi tutto il mio percorso fino ad arrivare a diventare cittadina italiana, che non è stato un percorso facile, però nonostante le difficoltà ce l'ho fatta e sono contenta oggi di poter essere un punto di riferimento, ma soprattutto di riversare quello che è il mio vissuto e testimoniarla a tanti giovani migranti e non. Quindi sì, uno ce la può fare, insomma. Uno ce la può fare, però servono anche dei punti di riferimento, perché da soli non si può fare niente, soprattutto quando sei in una terra straniera e poi la barriera linguistica conta moltissimo, però sono stata fortunata nell'avere persone che mi sono state vicine, persone che mi hanno sostenuto ed è quello che faccio oggi per molte persone. Quindi lei ha trovato un'ottima accoglienza in Italia? Sì. Ho trovato un'ottima accoglienza, ci sono stati momenti difficili, ci sono stati soprattutto degli sguardi che mi hanno fatto sentire davvero una persona diversa, ma nonostante tutto ho sempre creduto di potercela fare. Il mio ruolo è quello di gestire 2 comunità sul territorio empedoclino. Sono una comunità per neomaggiorenni e una per minori stranieri non accompagnati.
Il nostro ruolo è quello di accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita pensato su misura per loro, per un'autonomia e un progetto di vita migliore di quello che purtroppo questi ragazzi di solito sono Quindi destinati. voi racconterete la vostra esperienza sul territorio agrigentino all'interno di questo 11° Forum internazionale. Esatto, avremo anche la testimonianza di 2 ragazzi che erano ospiti della nostra comunità e ci racconteranno un po' la loro esperienza di viaggio.